Come sta andando Presepi a Mura? Beh, direi benissimo oggi, no? Diciamo che oggi è proprio la giornata quella da Presepi e veramente oggi c'è stato veramente un afflusso notevole rispetto agli anni scorsi, tanto di più. Noi contiamo circa un 30.000 visitatori l'anno, però quest'anno mi sembra che stia andando molto meglio. Bene per chi lavora e chi si impegna per realizzare queste cose, insomma, ecco. Quante creazioni ci sono lungo tutto il percorso? Beh, di piccole e grandi una settantina, ecco, dopo vengono revisionate anno per anno, però insomma ecco 70 attività. Mura ormai di diritto è entrata nel circuito delle mete predilette per il Natale dei trevigiani e non solo. Sì, dopo 13 anni insomma, ecco, che abbiamo investito in queste creazioni, dunque è entrata in questo anche il circuito del Beato Toniolo e quello ci dà anche la forza di continuare per i prossimi anni. Insomma. Il presepe è devozione ma è anche tradizione popolare. Questo che tu hai fatto è il presepe della Lissa, ci spieghi cos'è la Lissa? Allora, la Lissa è un sistema tradizionale per rendere il bucato bianco. Le nostre nonne perciò andavano qua giù nel Soligo e come facevano per fare questo bucato bianchissimo? Utilizzavano la cenere e il bucato veniva fatto bollire nell'acqua utilizzando poi la cenere che faceva da candeggiante, che la rendeva bianca. Tu hai usato tanti materiali della tradizione, ci sono le legne che fanno da contorno. Esatto, poi ci sono dei vestiti che sono proprio dell'epoca, hanno un centinaio d'anni fa, ci sono degli zoccoli che venivano usati proprio in questo periodo e il sapone che vedete qui è un sapone anche questo molto antico perché viene da una bottega di un casolin proprio di una volta. Insomma. Di dove siete? Io della provincia di Rovigo. Io della Basilicata. La prima volta che siete venuti qui a Mura, ai presepi? Sì, prima volta. Avete mai visto un presepe che gira nello spiedo? No, questa è stata la sorpresa più grande fino adesso, sicuramente. Cosa vi ha colpito in generale del borgo e di questa manifestazione? Il borgo è stupendo, è qualcosa di incredibile. E poi tutte le decorazioni in ogni angolo, eccezionale, un'atmosfera magica. L'atmosfera, sì. Mura è un borgo meraviglioso dove si vive bene, si vive a lungo perché dalle fontane non esce l'acqua ma... Il vino, noi abbiamo qua un piccolo miracolo che Mura è piccola, però ci dà il piccolo miracolo che ci butta fuori il vin brûlé dalla fontana. Mi sembra che la gente risponde, la fontana è gettonatissima, ma non soltanto. Questi giorni Mura è stata invasa di gente che vengono a vedere i vostri presepi. Noi abbiamo la possibilità qua da Mura che far vedere i presepi in tutti i modi possibili di costruirli e a noi ci piace far vedere il paese anche oltre che i presepi. A me piace, ho una passione di farsi i presepi, ho trovato la collaborazione di ragazzi qua di Mura e continuiamo così, insomma. Certe sono delle vere e proprie opere d'arte, però ne hai fatta una che è incredibile per la fantasia, hai messo un presepe nello spiedo. Sì, là mi è venuta l'idea degli amici di Cison, i maestri dello spiedo, e ho creato questo presepio con lo spiedo e così, insomma.